Sponsored by Trattoria Cantù dal 1897. Alle Fornasette di Olginate in Riva all'Adda. trattoriacantù.com. Impresa Valassi Fermo e Franco. L'arte di costruire e ristrutturare. www.valassifef.it. Studio dentistico Caponero Dottor Livio. Sulla bocca di tutti. caponerolivio.it. Treva Home, la tua casa vacanza sul lago di Como. 340 22 45 235. trevahome.it. Fratelli Calegari Pavimenti e Rivestimenti. L'esperienza che fa la differenza. fratellicalegari.it. Solo su Eleven Sports, la tua squadra e tutto il campionato di Serie C sono live ogni weekend. Un brutto Lecco cade sul campo del Pontedera, prende 4 gol tutti nel corso della seconda frazione di gioco e non riesce a superare la Pianese in classifica, rimane a quota 18, agganciata anche del Gozzano, vincitore nel pomeriggio alle ore 3 del recupero con la Juventus Under 23, quindi saltosi al sest'ultimo posto della classifica insieme ai toscani e per l'appunto ai blucelesti. Sì che le premesse a Pontedera erano state tutt'altro che negative, soprattutto per il primo tempo ottimamente disputato dalla squadra di D'Agostino, che al sesto riesce a sgommare sulla destra con Maffei il servizio per fare l'apertura alla cieca per Giudici, il tiro e la parata di Mazzini con il piede sinistro a negare la gioia del gol al 7 bluceleste. Al rientro da una squalifica, minuto numero 22, il Lecco riesce a passare. Strambelli, ottimo controllo, gran bel cross, colpo di testa di Fall che riesce a beffare Risaliti e a trovare il secondo palo. La no, che Mazzini non ci può arrivare. Secondo gol in campionato per Ahmed Fali, il secondo consecutivo in trasferta dopo quello che aveva chiuso la gara di Gozzano nei minuti di recupero, lo ricorderete, sul gran bel cross di Marco Moleri dalla destra. E anche in questo caso Ahmed riesce a trovare il palo dove il portiere non può arrivare, sfruttando ottimamente la bella palla ma comunque difficile messa al centro da Nicola Strambelli con il suo piede mancini. Qui l'abbraccio con Giancarlo Lisai, grandi amici i due, e vediamo anche il bel gesto supportato da Capitan Malgrati e da Ivan Merrisala. Al 38esimo Mannini se ne va dalla sinistra, cross al centro, Vignati ci arriva in spaccata e mette oltre la traversa difesa da Safarikas. Nel secondo tempo il Lecco non c'è, sfonda sulla sinistra al Pontedera, Sereni subentrato scarica per Caponi, il capitano del Pontedera non si fa pregare due volte, riesce a trovare con il destro lo spiraglio giusto per bucare il Safarikas, che non può far veramente nulla se non guardare l'ottima conclusione del capitano di casa, che regala al 55esimo minuto della partita il pareggio al Pontedera, che sin qui aveva fatto veramente poco per meritare anche solo di stare sullo stesso livello dei blucelesti. Destro incrociato, secco di collo pieno, Safarikas non ci può arrivare in nessun modo, può solo protendersi in tuffo ma non riesce a toccare la sfera, quindi al 55esimo il Pontedera pareggia. Non passa tanto, però il Pontedera va oltre, cross al centro, Caio De Senco riesce a deviare in fondo alla rete, il buon servizio dalla destra offertogli da Pavan, giovane Pavan, classe 1998, che nel secondo tempo è cresciuto veramente in maniera molto importante. Caio De Senco, attaccante di razza, 30 anni, sempre un po' in cerca d'autore, però qui dà gli ottimi argomenti ai suoi compagni di squadra per andare ad abbracciarlo. Rivediamo l'apertura sulla destra, il cross al centro e De Senco brucia nettamente Vignati, che si fa dare mezzo metro e in tuffo batte Safarikas, anche in questo caso decisamente incolpevole al 61esimo, quindi il match è completamente ribaltato al Mannucci di Pontedera. Continua a spingere la squadra di casa, minuto numero 67, palla ancora verso De Senco, l'ottima apertura per Semprini che riesce a tenere la palla viva. Mannini, il cross al centro dell'area, colpo di testa, la parata di Alexandros Safarikas, minuto numero 70. Troppo morbido, Strambelli lascia passare il diretto avversario, Mannini riesce ad andare via sulla sinistra, Carissoni lo lascia passare, la palla poi al limite dell'area, il destro che Safarikas riesce a parare, a mettere a terra e quindi a negare il 3-1 al Pontedera, però il 3-1 arriva poco dopo.
Sulla sinistra Sereni se ne va, veramente devastante il classe 99, l'ottima palla al centro, De Senko anche in questo caso riesce a bruciare il suo diretto marcatore, che nel caso specifico era Matteo Procopio. Doppietta per De Senko, che guarda i suoi tifosi, dice la partita è chiusa qua. In realtà De Senko avrà modo di togliersi un'ulteriore soddisfazione dopo pochi minuti altro abbraccio dei suoi compagni, quindi Pontedera che stacca arenate di 3 punti in questo momento con questo doppietta, questi 3 gol fino adesso segnati ai blucelesti. E De Senko, rivediamo la sua esultanza, veramente un gol da rapinatore, e ottimamente sfruttata la palla dello scatenato Sereni. Lui sì, veramente ha cambiato la partita nel corso della ripresa, decisivo il cambio del Pontedera. Minuto numero 86, Caponi al centro, mette l'accento sulla sua partita. De Senko tripletta sulla non marcatura della difesa bluceleste. Lisai si lamenta per un fuorigioco, però come rivedremo dai riflessi filmati dalla telecamera che rallenta insomma il gioco, De Senko probabilmente tenuto in posizione regolare da Procopio, che non si è ben allineato ai suoi compagni di squadra. Sul cross di Caponi, rivediamo il cross al centro, sì, Procopio rimane un po' basso, De Senko scappa alle spalle di Safarikas, non tocca benissimo il pallone ma lo tocca bene quanto basta per metterlo alle spalle del portiere bluceleste. Poi 3 dita per mano, tripletta per De Senko, che in mezz'ora si regala veramente la gloria. Lecco che comunque prova a tentare qualche sortita. Moleri al 90° minuto, il tiro, la parata facile di Mazzini a terra, e poi al minuto numero 94 abbondante il recupero comunque concesso al direttore di gara. Il triplice fischio di Luciani della sezione AIA di Roma 1 regala il gran sorriso alla Pontedera guidato da Ivan Maraia e la delusione per la squadra di Gaetano D'Agostino. De Senko giustamente si porta via il pallone, dando anche un po' a litigare con Lorenzo Caressoni. Qui fa festa sotto lo spicchio della tribuna riservato ai tifosi di casa. Quindi ecco che domenica a Pistoia dovrà trovare gli argomenti decisamente più giusti per far male a una squadra che non è in cattiva salute.